Quella che inizierà sabato sarà la sua 70ª stagione da bagnino di salvataggio impegnato a salvare vite in mare. Benito Pippo Garbisa, per tutti al Lido di Venezia semplicemente Pippo, conosce l'Arenile come le sue tasche. Ha il brevetto dal lontano 1949 e ha salvato 60 persone dall'annegamento. È perciò il bagnino di salvataggio più anziano d'Italia e più premiato in Europa. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto col cuore e col mio dovere di poter fare meglio possibile. Lidense, nato nel 1933, non ha alcuna intenzione di lasciare i ferri del mestiere e racconta: Ho 60 salvataggi e ancora il brevetto di bagnino che è arrivato proprio ieri, che l'ha ricevuto mio nipotino Claudio. Tante le onorificenze ricevute, dal premio Bontà a Roma a Rosella della Festa della Sensa come uomo del mare. Ora il suo sogno è quello di essere ricevuto un giorno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono bagnino dal 1949, ho 60 salvataggi, sono il più decorato bagnino d'Europa. Pippo non dimentica di ringraziare chi con lui condivide questo impegno e fa un augurio a tutti i giovani colleghi per la nuova stagione ormai alle porte. Vorrei fargli un grandissimo augurio a tutti i bagnini del litorale e ringraziare il maestro dell'Associazione Nazionale Salvamento Nuoto, Mario Crevato. Buona Pasqua e un bacio a tutti!